che è un cittadino di Udine, e quindi ci sembrava una gran bella occasione poterlo avere. Quello giovane, poi quello visto adesso che è altissimo, quindi mi dicono che è così dappertutto, ecco. E poi ho scoperto addirittura che tuo papà era un consigliere comunale, quindi veramente sì. diciamo che c'è una congiunzione astrale che dobbiamo sfruttare. Ecco. E ovviamente sì, avendolo saputo a inizio stagione, cavalcare un po' l'onda, insomma, del sogno di poterci poi far parte mi sembrava veramente appunto un sogno complicato da raggiungere, e rimaneva un sogno più che un obiettivo. Poi il sogno, andando avanti con i mesi, con le partite, diciamo, ha iniziato a potersi concretizzare, e poi ovviamente con la vittoria della settimana scorsa di mercoledì diciamo, è stata ovviamente la chiusura di un cerchio, di una favola strepitosa, e poter venire col mio club a giocare una finale europea nella mia città, insomma, è un'emozione che veramente non posso né controllare né descrivere, perché obiettivamente mi lascia a bocca aperta e senza alcun tipo di descrizione, di parole, ma veramente con un sentimento di orgoglio enorme, e quindi sarò contento soprattutto per il mio club, per i miei compagni che verranno nella nostra città e nella mia città, quindi questo sarà sicuramente un motivo che nei prossimi mesi per me è di grande orgoglio, che trasmetterò questa mia felicità anche ai miei compagni. E poi ovviamente l'augurio più bello sarebbe che alla fine della partita, insomma, ci si possa alzare in cielo una coppa, insomma, se ci deve essere una squadra, ecco, spero che sia la nostra, quindi vediamo di realizzare anche questo sogno. Grazie. Del 13 agosto mi sembra incredibile, come dicono i tifosi del Tottenham a Londra, we are over the moon. Loro hanno già prenotato gli hotel, i bed and breakfast. Io ospiterò 3 tifosi di Londra a casa nostra grazie al fatto che abbiamo una piccola dependance, e quindi li ospiteremo. Sono persone straordinarie anche loro, conosceranno finalmente Udine, perché chiaramente essendo di Londra conoscono molto di più Roma, Firenze, Napoli, Milano. Udine rimane un po' sempre, noi diciamo sempre close to Venice, e così per identificarci da dove veniamo, e quindi li aspettiamo. Loro verranno in massa perché adorano il calcio, del resto l'hanno inventato loro, per cui insomma si può capire questo grande amore, questa grande considerazione. Sto molto bene qui, questo tavolo del municipio di Udine, e siccome sento fortemente delle cose mi fa molto piacere, perché come tutti sono una persona che parteggia, che ha delle idee sul mondo, e mi piace aver votato questa giunta, questo sindaco, quindi mi piace essere qui, perché il vento che soffia non è questo, quindi mi sento di far parte Tottenham avviene nei pub prima delle partite, quindi noi siamo, passatemi, anche se fortunati, siamo gente del popolo a Londra, e ormai ci conoscono, ci fermano per strada, come genitori ci intervistano, lei in particolare, perché io con l'inglese non è che me la cavi granché bene, ma comunque questa è la nostra storia di supporters del nostro figlio a Londra. Ci piace far conoscere Udine, o comunque parlare della nostra città, della nostra regione, dicendo, sapete, siamo vicini alla confine con la Slovenia, ma anche con l'Austria, questa è la nostra regione. Ci sentiamo bene, facciamo noi da ambasciatori, decidiamo noi a chi dirlo e con chi parlare della nostra bellezza, della nostra città. Il nostro figlio, siamo orgogliosi, questo l'ho già detto. Io aggiungo, per quanto riguarda Udine, visto che sono udinese di sangue,
Un aneddoto che mi piace ricordare qui. A parte io vengo da Planis e vengo da Chiavis, perché ho giocato nel Chiavis, però Planis è casa mia, la roggia di Planis e tutto quello che io sono nel 53, quindi negli anni 60 Planis passavano i carri armati che andavano a fare le manovre oltre i Beasi. La nostra parrocchia era al tempo, la mia parrocchia era quella di Chiavis, poi però abitavamo a Beasi, quindi noi eravamo di casa noi ragazzi. L'aneddoto è questo: mio nonno, che era nato nell'89, 1889, era portinaio, non portiere, portinaio all'ospedale civile di Udine. Negli anni 50 ha fatto la prima guerra sul Carso, ferito sul San Michele, così, da lì il mio nome. La storia del vicario prosegue per arrivare a mio figlio portiere attraverso appunto nonno Gildo, che essendo portinaio ed essendo un RH0 positivo, penso che lo chiamassero allora frequentemente in sala operatoria per il dono del sangue. Tant'è che nel 68 lui faceva parte dell'associazione donatori di Beivars Nobile, venne insignito col Pelicano d'Oro, ma deve sapere che donò sangue intero 216 volte. È un record inarrivabile e già allora potete controllare. Quindi se il nonno, in questo caso paterno, anzi bisnonno, scusate, paterno, è arrivato al top, ecco che poi il testimone l'ha passato a Guglielmo. Ecco, questa è la favola che volevo ricordare della nostra vita. Bene, grazie. È pieno, quindi insomma il messaggio è anche un po' questo, quindi un grande grazie, un grande in bocca al lupo, direi, chiuderei così. Grazie, grazie. Io velocemente, prima ho chiesto a Guglielmo, io spero che tu sia emozionato tanto quanto noi di questo cerchio che si chiude, di questo ritorno, perché è una storia veramente di quelle romantiche sportive che piacciono a me. E fa sapere che papà Michele giocava nel Chiavis, sì, io ho i primi calci a pallone, io ho giocato a calcio a 20 anni, li ho tirati a Chiavis. E quindi anch'io ho il mio piccolo aneddotino, che non è un aneddoto ma è un invito che vi faccio. Il prossimo anno ci sono i 100 anni del Chiavis e sarebbe tanto bello, e 100 anni del Chiavis e 50 di Nando Fino presidente, 100 del Chiavis. Sì, io c'ero chiaramente nel 76, 50 anni di Nando Fino presidente sarebbe molto bello a potervi avere. Nando Fino sta Mi aggiungo qua. che purtroppo il primo gol del Chiavis, del nuovo Chiavis, l'ho fatto io ovviamente, perché ero centravanti del Chiavis. E lui Insomma, dall'altra parte del campo. Comunque è veramente una cosa che deve rendere orgogliosi tutti, no? Tu sei un po' figlio di questa, cioè aver iniziato calpestando questi campetti, poi se tu ti guardi indietro e vedi tutto il tuo percorso e ti ritrovi qua oggi, riuscendo a giocare le partite più importanti, no? che della tua carriera fino ad ora, io credo che ti invidio molto. Perché certe sentimenti, certe sensazioni a me veramente le ha regalato solo lo sport. E sono lieta di aver colto la stessa emozione e lo stesso orgoglio anche nelle tue parole, quindi è veramente tutto bellissimo. Grazie. E poi voglio dire, siamo una terra di talenti tra i pali, per cui sapere che si mantiene questa tradizione è interessante. È bello, interessante, sì. Bene. Grazie. È venuta qui, quindi è un'ulteriore, diciamo, ricorrenza mi ero scontato prima e ovviamente a cui sono molto affezionato e aver potuto, insomma, giocare con la maglietta del nostro nazionale di un messaggio, insomma, il mio
stadio, il nostro stadio è stato un altro momento per me, l'ottobre scorso, di grande orgoglio, di grande partecipazione per quella insomma, che è vestire la maglietta azzurra da me. Bene, complimenti. Allora io chiudo con due riflessioni. La prima è un aneddoto che è questo. Ero un paio di mesi fa ad un pranzo che si fa prima della partita ed ero a pranzo con Amadeus e ho chiesto ad Amadeus ma come mai lei che abita a Milano è qua a pranzo? Perché fa mio figlio vuole fare il portiere di calcio e la porto a Udine perché c'è la migliore scuola dei portieri in Italia, questo lo dice Amadeus, quindi io non sono un esperto, però mettendo insieme Amadeus e mettendo insieme Riccardo dietro, evidentemente un po' di veloce. In ogni caso, concludo dicendo questo, noi Udine ha già vinto perché è alla finale della Supercoppa e diciamo, se vincerà la squadra del Tottenham potremmo dire che almeno un chiario c'è, quindi abbiamo vinto la seconda volta. Ecco, se vince l'Inter, se vince sabato e se dovesse vincere qua, noi comunque siamo italiani, vinciamo la volta. Ma non è ragazzi, hai capito? Quindi noi vinciamo sempre, 3 volte, la tromba è uscita da ha bisogno di 3 anni. Certo, benissimo. Bene. Grazie